Quando tua figlia porta a casa il suo ultimo fidanzato, un tipo sì che è lungo e con una faccia fessa, il padre immancabilmente le dice: fammi capire, ma dove è chiappata stu mamozzi? Sì, in lingua napoletana il mamozio è un tipo secco e lungo e con una faccia da imbecille, una faccia da ebete. Pure Totò nel Monaco di Monza attribuì questo nome a Macario e lo chiamò frate Mamozio, ma solo noi potevamo capire il perché. La locuzione ha origine nel Putiolano, a Pozzuoli. Sì, nel Settecento venne fuori la villa di Lolliano Mavorzio, nobile putiolano di epoca romana. Solo che venne fuori sta statua di Lolliano Mavorzio, altissima, 2 metri, ma ahimè acefala, cioè priva di testa. Beh, in realtà a quell'epoca si usava ricostruire la testa mancante, solo che fu dato in carico a un giovane scultore, forse troppo giovane e inesperto. E voi sapete che con sparagne non è mai guaragne, tanto spienne, tanto impien. Il risultato fu modesto, la testa fu sproporzionata rispetto all'altezza del corpo e peraltro con una faccia da ebete. I putiolani corruppero Mavorzio in Mamozio e da allora in poi ogni qualvolta ci imbattiamo in un tipo sicco e lungo e con una faccia fessa diciamo ma lì è un Mamozio ananz, ecco. Ma c'è un'altra statua che a Napoli è venuta fuori, scavata dal sottosuolo, anch'essa priva di testa. È la statua del dio Nilo, quella che è alle mie spalle, qui a Spaccanapoli, a largo corpo di Napoli, nell'esatto centro della città. La storia è nota. Qui abitava una comunità di alessandrini di Egitto, i quali ovviamente celebravano i fiumi, celebravano il dio Nilo e per questo motivo realizzarono questa meravigliosa statua. Ma dopo la partenza degli alessandrini se ne perse traccia, la statua fu decapitata e sotterrata. Venne fuori 1500 anni dopo e quando venne fuori senza testa fu creduta in realtà la statua di una donna, il corpo di una donna, il corpo forse della sirena Partenope stessa, il corpo di Napoli, e per questo motivo a questa piazza fu data l'attribuzione di largo corpo di Napoli che rimane fino ad oggi. Sì, perché il pub è incerto, non si capisce esattamente che sia un uomo, poi ci sono questi angioletti che sembrano allattare al seno di questa donna, insomma fu creduta una donna. Quindi è forse per un caso, dopo un ritrovamento e una ricostruzione della testa mancante, che la statua del corpo di Napoli è ancora lì, dove la vollero gli egiziani, nel centro, nel corpo di Napoli.